Suor Maria del Pilar, ti saluto. Ti fu un saluto in milanese anche se ti sei spagnola, anzi ti sei spagnola. Al secolo Maria del Pilar Zabas Carrera, una carmelitana missionaria che fa parte della comunità di questa congregazione presente a Paderno Dugnano, presso la parrocchia Santi Nazaro e Celso, appunto in Dugnano. E questa suora, che per una malattia che l'ha portata via in poco tempo, è morta mercoledì scorso, e l'altro ieri, venerdì, sono stati fatti i funerali. Parecchia gente è accorsa a salutarla. La messa esequiale è stata concelebrata da diversi sacerdoti. Metto oggi il suo ricordo perché oggi è ottava di Pasqua, quindi la conclusione di questi 8 giorni a partire dalla Pasqua stessa di domenica scorsa fino ad oggi, per celebrare appunto la resurrezione con questa suora, questa donna che ha creduto nella resurrezione, ma ha creduto nelle persone che ha incontrato. È stata una persona, per come l'ho conosciuta, non so poco della sua vita, ma era una persona molto affabile, era cerusa, come dicono, che umile, però anche arguta, molto intelligente, preparata, che però non si vantava certamente della sua preparazione. Ha fatto tanto bene, come del resto può farlo benissimo anche una madre di famiglia, un giovane, un anziano. Però ecco, la Suor Pilar, con questo sorriso che ci ha lasciato, volevo proprio metterla così come saluto di oggi e di conclusione di questa ottava. Mi pare che era venuto anche a sentire una delle nostre serate in milanese. Insomma, in milanese e in spagnolo, deste cantet in del cielo. Ciao Suor Pilar. Ciao a tutti.